25 novembre è una giornata importante, oggi qui al Liceo Classico Empedocle, per ricordare purtroppo il momento particolare contro la violenza alle donne. È una testimonianza fatta in collaborazione tra il Liceo Classico Empedocle e il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Sì, assolutamente, oggi è una giornata veramente significativa per questa scuola, perché riflettiamo su una tematica che purtroppo è delle più attuali al momento. Non è lontana la notizia che ieri un ragazzo di 25 anni ha ucciso la propria madre. Stiamo parlando di omicidi che ci lasciano veramente sconvolti e basiti per la loro estrema gravità. Credo che la scuola debba dare delle opportunità. Oggi siamo qui proprio per questo, per consentire a tutti i nostri studenti di riflettere con esperti del settore, primo fra tutti il professore Francesco Pira, che siamo ben lieti di ospitare dopo la bellissima performance della notte del liceo classico l'anno scorso, proprio su questi temi, e consentire loro un pensiero critico, una riflessione che non sia inattuale ma quanto mai calzante e susciti comportamenti proattivi e significativi. Francesco Pira, oggi Lions Club, un interessante incontro qui presso il Liceo Classico Empedocle per parlare di un tema importantissimo, che è quello della violenza alle donne. Sì, violenza contro le donne significa rispetto quotidiano, significa non considerare le persone dei numeri, è quello che la nostra società oggi in qualche modo ci sta dicendo tutti i giorni, anche rispetto ad altri temi importanti come la migrazione. Pensiamo al fatto che nel femminicidio, nella narrazione del femminicidio, sembra quasi che la persona assassinata scompare ed esaltiamo sempre l'assassino. Il drive maschile e il drive femminile si sono sempre in qualche modo incontrati in tutta la storia dell'umanità. Oggi però notiamo che c'è un acuirsi di una cattiveria che dobbiamo combattere quotidianamente recuperando un nuovo umanesimo. Non basta reprimere, bisogna prevenire. Noi siamo qui oggi per questo. Oggi qui ad Agrigento al Liceo Classico per dare la tua testimonianza a un importante convegno, considerando oggi il 25 di novembre, una giornata importante. Sì, oggi è una giornata importante, io ne approfitto e inizio da Agrigento perché sono la referente regionale e abbiamo lavorato molto anche col Ministero in questo senso, perché vogliamo dare il messaggio che non si può morire per una violenza fatta ad una donna, ma nello stesso tempo vogliamo dare il messaggio che si devono formare gli alunni nel capire che i comportamenti sono sbagliati e che verso le donne ci vuole il rispetto. Rispetto non vuol dire che bisogna mettersi a tappeto quando c'è una donna, ma rispettare le proprie scelte, rispettare le scelte politiche, rispettare le scelte di famiglia, l'educazione dei figli, e questo inizia da questo punto, dall'educazione dei figli. L'iniziativa di oggi è organizzata dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, si propone come obiettivo quello di portare all'attenzione dei ragazzi, dei giovani e degli studenti il tema che ai noi purtroppo è sempre più attuale, qual è la violenza di genere e soprattutto la violenza contro le donne. Il mio contributo oggi sarà quello di cercare con termini semplici portare a conoscenza dei ragazzi quello che è il complesso normativo che il nostro legislatore predispone a tutela delle vittime di violenza. Cercheremo di trattare l'argomento facendo anche riferimenti giurisprudenziali e a norme che tutelano le vittime, di conoscere quali sono i diritti di chi denuncia. Cercheremo di spiegare cosa avviene dopo la denuncia di questi gravi fatti, cercando e sperando di spingere e non solo spingere ma anche di comprendere e di sapere riconoscere atteggiamenti di molestie, atteggiamenti che in qualche modo possano limitare la libertà anche psicologica di chi rimane vittima di queste violenze, in tal modo cercando di arginare prima che questi gesti si possano tramutare in gesti ancora più gravi e quindi cercare di dare un contributo in questo senso.